Salve a tutti! Bentrovati! Eccoci a un nuovo appuntamento! Con Mille Voci 2019! 15ª edizione! Un'edizione scoppiettante! Sì. A proposito, siamo pieni di ospiti, ma siamo anche in compagnia della nostra orchestra, La Mille Voci Band! Ecco, prego. Ci avviciniamo proprio a voi per dare... Tutto dal vivo, rigorosamente dal vivo, eh? Tutto dal vivo. Anche allora, se quella faccia tanto viva non mi sembra... Alberto, no! Allora, facciamo la prova. Dimostriamo che stiamo dal vivo. Quindi, la nostra Mille Voci Band. Sì. E si sono accordati, più o meno. Però abbiamo anche gli ospiti cantanti. Tantissimi cantanti. Grandi bellissime voci, tra l'altro, e anche belle canzoni. Vogliamo iniziare a presentare? Sono anche molto carini, ti vorrei dire, no? Perché ne Sì, abbiamo ma non è qualcuno proprio carino, capisci? Anche carine, direi, qualcuna. Sì, però ce n'è qualcuno proprio Vabbè. bellino. Li vogliamo far giudicare dal pubblico e Va li bene, presentiamo? scommetti che quando chiamo il primo le donne saranno d'accordo con me? Io andrei veloce Andiamo col avanti. primo e passiamo subito al secondo. Mille voci, oggi con noi Franco Dani, Caterina Ferri, Santino Rocchetti e Franca, Gianni Davoli, Bruno Filippini, Alberto Calì, il nostro Michele, Marina Costa, i Romans Giorgio Comandè, e i Milk Coffee. Guarda. Certo, qui prima che prendano posto ci vuole tempo. Abbiamo tantissimi ospiti in questa, sì. in questa Sono edizione. anche rumorosi, stanno prendendo posto, ma stanno abbiamo- litigando. Ci sono tutte le sedie per voi? No, manca qualcuna. Ah, è uno in piedi. Come... Adesso andiamo ci subito a organizziamo perché qui siamo tutto uno, dal vivo, sì. così si alza e un altro si accomoda al posto suo. Assolutamente, che idea, un'ideona, perché andiamo. tu sei l'uomo dalle mille risorse, dalle mille voci e dalle mille risorse. Possiamo anche chiamare qui vicino a noi il nostro beniamino Franco Dani. Prego. Grazie. Prego. Va bene. Ecco il nostro Franco, ospite affezionatissimo di Mille Voci, un grandissimo attore di fotoromanzi, il principe dei fotoromanzi, e anche un grande cantante con tantissimi successi al suo attivo, nuovi inediti che ci ha fatto ascoltare in questa edizione. E questa sera, in questa puntata... Questa puntata ritorno indietro nel tempo, nel 1978. Quanti anni sono passati? Più o meno così Io eri. direi, sì. non facciamo il conto. Non facciamo i conti. E E questa canzone per me è sempre verde, perché è la canzone che mi ha fatto conoscere non soltanto come attore ma anche come cantante. È stato un grande successo e la presento subito. Aspettami. Ah, ecco. Franco Dani! Aspetta. Preferiresti essere sola e non dormire qui stasera? Lo leggo in fondo al tuo sorriso.
che annaspa dentro a un cerchio chiuso e vola dietro me. Preferirei lasciarti andare mentre mi accendo da morire, ma non riesco a fare a meno dell'onda calda del tuo seno e affondo sempre più. Aspettami, aspettami, le isole incantate non esistono. Aiutami, aiutami a credere un po' meno alle tue lacrime. Quando ritorni qui e ti fai piccola e ti nascondi di me e mi dai l'anima, aiutami a non pensarti, aiutami a non amarti. Ci sono giorni in cui mi chiedo se non è meglio star lontano per dare spazio ai tuoi respiri e forme vere ai tuoi pensieri, darti la libertà. Aspettami, aspettami, le isole incantate non esistono. Aiutami, aiutami a credere un po' meno alle tue lacrime. Quando ritorni qui e ti fai piccola e ti nascondi di me e mi dai l'anima, aiutami a non pensarti, aiutami a non amarti. Grazie. Franco Dani con un evergreen come lui praticamente. Complimenti ancora Grazie, Franco. grazie. E da una bellezza maschile passiamo a una bellezza femminile, ma lei non è soltanto bella, anche molto brava come cantante, come attrice, fa persino burlesque. Lei si chiama Caterina Ferri. Complimenti. Caterina, tu so che hai fatto anche Area Sanremo, finalista, sei molto più ambiziosa naturalmente come cantante, presumo. Sì, ovviamente sì, perché diciamo è la mia prima arte. Sì. E questa sera canterai un brano inedito oppure... No, una cover. Una cover. Je suis malade, un successo di Serge Lama, perché io adoro la musica francese. Tra l'altro ho avuto l'occasione nel 2014 di esibirmi a Parigi con un bravissimo pianista e violinista francese, quindi mi è rimasta, diciamo, la nostalgia parigina. Benissimo, sentiamo Caterina Ferri. Grazie.
Je suis seule sans toi, je suis laisse sans toi, comme une orpheline. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même au lit se transforme que de gare. Quand tout en va, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sautait les soirs et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, complètement malade. J'arrive, on ne sait jamais quand tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans quand tu t'en fous. Comment arracher, comment empêcher? Je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être régresse. Quand tu es seul là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont les mêmes goûts. Et tous les bateaux pour ton drapeau, je ne sais plus salir. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tout dans, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de toutes mes chances, tu m'as vidé de tous mes mots. À moi j'avais tout au monde avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai celle avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sautait les soirs et qu'elle me laisse seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chances, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Cerner les barricades, t'entendre, je suis malade. Grazie Caterina per questa interpretazione così Grazie intensa. a voi. Grazie Daphne. Grazie. Grazie a voi. Bene, cambiamo genere e io mi avvicino per invitare qui vicino a me il re del rock, no? Sì, voglio dire, un rocchettaro doc. Blues, rock. Questo brano poi esula un pochettino da quello che ho fatto fino ad oggi. Così baciano tutti. La Barbara con Malgioglio. Gianni tutti- Turco, mi raccomando, con la camera facciamo questa cosa di questo bacio tra me e Santino Rocchetti, perché, oh, vedi... Vai. Ma così che bacio. Ma tu l'hai visto la D'Urso?
Ma tu l'hai vista la D'Urso con Malgioglio? Adesso Poi sono... hanno confermato la lingua poi. Allora, mi cogli impreparata perché io... Non hai visto la trasmissione? No. Adesso si baciano tutti. Si Allora baciano. il mio tema con questo il ballo del bacio, dove si ballano, si salutano, Si baciano salutano tutti baciandosi. Sì, questa è una scusa stupida, però insomma, potrebbero farlo a casa. Vero, No? sì. È Certe vero. cose forse dovrebbero rimanere nell'ambito del privato, perché forse sì. c'è poca capacità di mantenere questa riservatezza, questo pudore che Stiamo quasi andando non c'è più, un po' no? sul... abbiamo un fantasma che ci passa davanti. No, perché in questa edizione di Mille Voci voi dovete sapere che noi abbiamo il nostro Cesare che ogni tanto rifocilla i nostri ospiti, quindi Cesare è il nostro cameriere brasiliano, viene da San Paolo, Si proprio sente, con si Gianni vede. Turco e Traballa un po'. traballa. È perché è il samba. è la samba, Samba. giusto. Bene, allora il nostro Santino Rocchetti insieme a Franca, a Mirko, al Four Color Dancer che lo accompagneranno, eccoli qui ragazzi, lo accompagneranno in questa esibizione, il ballo del bacio. Le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. Batti le mani, schiocca le dita, se non mi baci la storia è finita. Uomini, donne, ragazzi e ragazze, tutti in pista, guai a chi resta seduto. Andiamo, dai che c'è il ballo del bacio da imparare. È sul ritmo dell'alligato, che voi conoscete molto bene. Formiamo una fila di donne e una fila di uomini, gli uni davanti agli altri. Dai, scaldiamoci! Tema, il ballo del bacio, tradimento, movimento, divertimento, sole, mare, amore, baci, ballo. Siete pronti? Sì! Baciami tantissimi mentre balliamo, il bacio più bello è quello italiano. Poi c'è il bacio tradito, quello che dai senza il marito. Baciami a destra, poi a sinistra, chi non si bacia va fuori di pista. Poi c'è il bacio senza esclusione, tutti si baciano in televisione. Smack, 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 il mio bacio è come l'attacco. Smack, 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 bocca a bocca nessuno ci stacca. Smack, 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 il mio bacio è come l'attacco. Smack, 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 bocca a bocca nessuno ci stacca. Batti le mani, schiocca le dita, baciami amore tutta la vita. Batti le mani, schiocca le dita, se non mi baci la storia è finita. A proposito di baci, lo sapete che anche i grandi dello spettacolo ballando si sono baciati in televisione? Pippo Baudo, Fiorello, Benigni e la Carrà. E noi che stiamo a fare? Smack, 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 il mio bacio è come l'attacco. Smack, 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 bocca a bocca nessuno ci stacca. Smack, 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 il mio bacio è come l'attacco. Smack, 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 bocca a bocca nessuno ci stacca. Ed ora passiamo al ballo del bacio in versione estiva, tutti al mare! Baciami al mare sopra le onde, un bacio proibito qualcuno nasconde. Baciami al mare sotto le onde, amore d'estate non si nasconde. Baciami al mare sopra il pattino, se non mi baci sei proprio un cretino. E sotto il sole dammi la bocca, baciami tutta, tanto son cotta. Smack, 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 il mio bacio è come l'attacco. Smack, 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 bocca a bocca nessuno ci stacca. Tutto ok ragazzi? Sapete coniugare il verbo baciare? Tutti insieme, dai! Io bacio, tu baci, egli bacia, noi baciamo, voi baciate e si baciano, baciamoci tutti! Le donne in trasmissione si baciano tutti senza esclusione, e con le labbra fatti sfiorare, ho tanta voglia fatti baciare. Baciami a destra e poi a sinistra, chi non si bacia va fuori di pista. Baciami, kissmi mentre balliamo, quello più bello è quello italiano. Smack, 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 il mio bacio è come l'attacco. Smack, 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 bocca a bocca
bacino che vi è cantato Rocchetti Santino. Per finire io vorrei dire facciamoci tutti e viva l'amore, facciamoci tutti e viva l'amore. Viva l'amore, viva l'amore, viva l'amore, viva l'amore. Sì! Santino Rocchetti! Che bello, che bello. Grazie Santino. Allora, siamo arrivati a un momento importantissimo perché ho l'onore di presentare la mia partner, ma non come presentatrice. Voglio ascoltarla come cantante, perché la sua è una voce meravigliosa, quella di Daphne. Eccola. Prego. Cara Daphne, senza tanti preamboli, tu canterai una canzone veramente eccezionale, cioè diciamo richiede una estensione vocale infinita praticamente, come la tua voce praticamente. È stata una bella prova. Sì, e questa canzone è di Umberto Bindi, un grande capolavoro, possiamo dire, di Umberto Bindi. Sì. Il nostro concerto, e sarò accompagnata dal coreografo Fabrizio Musilli. Bene. Daphne Barillaro. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te.
Grazie mille Fabrizio, grazie tante. Fabrizio Musilli, grazie. Bene, e dopo il nostro concerto passo a presentarvi un amico di Mille Voci che di concerti ne ha fatti moltissimi, perché è un musicista che ha fatto tantissime serate in tutta Italia, è un musicista poliedrico, un direttore d'orchestra, ha fatto tantissima televisione. A voi qui a Mille Voci, Gianni Davoli! Bene, bene. Grazie Gianni, ben trovato a questa edizione 2019, la 15ª edizione di Mille Voci. Tu sei ormai... Ne ho fatte 14. Ne hai fatte? 14. Sicuramente moltissime edizioni di Mille Voci, siamo contentissimi di averti con noi. Grazie. Dici di cosa ci omaggerai in questa puntata? Ho preso dal cilindro una mia canzone che ho fatto al Cantagiro del 1978. Wow. Amore e favole, però l'ho reincisa, diciamo l'ho aggiornata un po' con i suoni. Riarrangiata, come si dice. Bene, amore e favole. Gianni Davoli. Ami mentre il sole muore, restano immagini nel vento di una folle corsa. Noi siamo liberi e intorno rumori e fanali sui prati e nei viali non ci riguardano. Tra sogno e incoscienza confine ora non c'è. Ti spogli per mostrarti donna, amore e favole, la mano incerta sulla gonna, amore fragile, e come le foglie in autunno tu cadi più ingenua, amore tenero. Hai 1000 segreti di carta, sussurro, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Che pazzo amore sei, che dolce incontro sei, poesia bugiarda ormai, il gioco inventerai, amore favole, amore tenero, amore libero, amore fragile. Sottovoce ti chiamo, sei capricciosamente dolce, amore favole, padrona dei tuoi gesti complici, amore immagine. Ti sfioro la pelle di rosa, ti sfioro ogni cosa, amore libero. Le ciglia socchiuse son tinte di azzurro, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Che pazzo amore sei, che dolce incontro sei, poesia bugiarda ormai, il gioco inventerai, amore favole, amore tenero, amore libero, amore fragile. Sottovoce ti chiamo, amore
Gianni Davoli. Favolosa, a proposito di prendendo spunto dal titolo della tua canzone, questa versione di Amore e Favole. Gli ha dato una bella svecchiata, come si dice, no? Ci voleva. Un po' di trucco. Perfetto, sta benissimo così. Arrivederci. Grazie a te, Ciao, Gianni. ciao. Gianni. Io intanto mi avvicino a un altro grande cantante, lui è Bruno Filippini. Vieni con me. Caro Bruno. Volevo dirti, caro Sì. Gabriele, che adesso presento una canzone di qualche anno fa. Di qualche strano. anno fa. È intitolata Impressioni latine. È del maestro Puglisi. Ed è una canzone che tu hai scelto perché? Perché è una bella canzone. E pare E basta. un motivo giustissimo. Bruno Filippini! Grazie a Bruno Filippini, grazie Bruno. E adesso, Gianni, devi seguirmi con la telecamera, vieni con me, perché mi avvicino alla nostra Mille Voci Band. Lui si sta nascondendo, ma adesso tocca proprio a lui, perché nel corso di questa edizione di Mille Voci noi abbiamo modo di ascoltare, no? I nostri musicisti, perché coloro che compongono questa band sono dei bravissimi musicisti che suonano qui con noi dal vivo, e lui è il nostro musicista del pianoforte, il nostro Alberto Calì. Dovete sapere che Alberto è un musicista, uno scrittore, un autore, uno scultore, quindi ha tantissime arti dalla sua, un artista a tutto tondo. Il nostro Alberto Calì in questa puntata ci omaggia di... Per festeggiare le mie 2001 composizioni, naturalmente farò una canzone non mia. Beh, poi spero che avremo modo del corso di questa edizione di ascoltare anche qualcosa di tuo. E invece in questa puntata, questa cosa non tua di chi è? Di Luberti Cocciante, a mano a mano. Beh, quindi con un grande successo di Riccardo Cocciante, a voi Alberto Calì con A mano a mano. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. A mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino
congelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Mano a mano vedrai con il tempo di sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele. L'amore è tornato da te. Ma che atmosfera romantica! Grazie al nostro Alberto Calì, accompagnato da Florindo Cimei al violino, quindi grazie. Bene, bravi, bravi. Ora, aspettate, mi devo concentrare, un momento, perché adesso la presentazione è una presentazione seria, quindi per favore, come si dice, religioso silenzio. E non dico religioso a sproposito. Abbiamo l'onore di avere con noi a 1000 voci Papa Francesco. Fratelli e sorelle, che piacere stare con voi. Mi vedete un po' ingrassato e che mi piace mangiare. E mi sono portato appresso anche un cornetto, perché ho saputo che lì in mezzo ci sono i milk and coffee, così facciamo colazione assieme. Vabbè, questo ve lo lascio e vi voglio dire che mi piace mangiare, ma la cucina semplice, sì, non troppo sofisticata, perché dovete sapere tutte le domeniche dopo la Santa Messa a San Pietro mi faccio un piatto di spaghetti, pomodoro e basilica. Ma non si può parlare di mangiare, come pare, si deve parlare di musica, vedo tanti cantanti e anche noi dal Vaticano abbiamo dato dei personaggi importanti, dei cantanti al mondo dello spettacolo, tra le sorelle, Suor Cristina, sì, perché balla da Dio e ha una voce della Madonna. Che piacere, dicevo. Ma vi voglio dire anche però che Suor Cristina si è molto arrabbiata all'ultima edizione di Ballando con le Stelle, che ha litigato con Guglielmo Mariotto perché gli ha dato 4. Allora lei gli ha risposto e io i voti l'ho presi tanto tempo fa. Va bene. Però siccome si parla di musica e io non sono tanto ferrato, vi voglio lasciare, voglio lasciare il mio posto all'altro Papa, al Papa emerito. Emerito suo, sì, sono Papa io, Papa Ratzinger. Oggi è con grande gioia che sono qui con voi. Mi piacciono molti cantanti a me piace molto Cino Paoli perché è riuscito a raccogliere il paradiso in un posto piccolo, il cielo in una stanza. Sì, ma mi piace ancora di più Albano, perché diciamo far cantare Romina Power è stato davvero un grosso miracolo. Ma qua non vedo che ci sono nessuno dei due, però se permettete, senza che si offenda nessuno, a me mi piace soprattutto tra voi un cantante, Michele, perché ha 2 mestieri.
cantante e arcangelo. Arcangelo, come Arcangelo Gabriele. E ho saputo che presenta un certo Gabriele molto bravo, non lo dico io tanto per dire, ma passiamo invece all'altro arcangelo. Michele, vieni con me, che voglio sentire la tua voce che parte dal profondo. E tutti gli angeli cantano, c'è chi suona le campane e tu non sei stonato come una campana, te canti molto bene, io me ne intendo come Papa Racing, l'ho lasciato perdere, io sono naturalmente un grande Papa Francesco, vero che sono Papa Francesco, bravissimo? Sì, sì. Tu canti una canzone argentina, no? Francesco Ratzinger. Oggi è con grande gioia che dico che tu canterai un'altra canzone che è tedesca, vero? Come si intitola? No, non è tedesca, è in inglese. Si chiama inglese? My Prayer, la mia preghiera. E la prossima volta canta una canzone tedesca, mi raccomando. When the twilight is gone and no songbird is singing, when the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My prayer is to linger with you at the end of the day, in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue, with the world far away and your lips close to mine. Tonight, while your heart's on aglow, oh, tell me the words that I'm longing to know. My prayer and the answer you give may they still be the same, for as long as I live, that you always be there at the end of my prayer. Michele, grandioso. No, io ti accompagno. Grazie, grazie. E devo dire che questa canzone mi hai commossa, perché, vabbè, io questa canzone l'ho conosciuta tramite il mio papà, che è un innamorato di questa canzone. Bene, ogni tanto me la cantava quando io ero piccolina, quindi voglio dire questa cosa tutta mia. Sentendola cantare da te, devo dire, è stata veramente un'enorme emozione. Grazie mille, a te, grazie. Michele, bene. Ed ora una cantante che è stata già ospite qui a Mille Voci, una cantante, devo dire, con un grande coraggio. La musica per lei è stato un modo per riprendere vita, in qualche modo, dopo un'esperienza un po' difficile, no? Che l'ha colpita. Per cui io vorrei invitare qui insieme a noi Marina Costa.
Marina è stata molto coraggiosa, perché dovete sapere che le ho chiesto, lei ha avuto questo incidente che l'ha resa non vedente e mi diceva: la musica per me è stato un momento importante che mi ha ridato la forza e la voglia di andare avanti. Lei canta delle bellissime canzoni, delle cover, e le ho detto: Marina, come facciamo l'entrata? E lei, coraggiosissima, ha detto: io faccio le scale. Quindi grazie Marina per essere qui con noi. Grazie a voi. E grazie per questa tua testimonianza sulla musica soprattutto, e su quanto la musica possa avere un grande valore nella vita delle persone. Questo vale per tutti, chiaramente. Assolutamente. Con cosa ci omaggerai in questa puntata? Oggi eseguo un brano famosissimo del 69 degli Shocking Blue, Venus, dedicato ad Afrodite, la Venere, la dea dell'amore. Bene, allora a voi Marina Costa in Venus. Marina Costa. Marina, grazie a tutti voi, grazie a Gianni Turco, grazie a Mille Voci, grazie a tutti. Grazie Marina. Grazie. Prego. Prego. Ora, in realtà non facciamo accomodare soltanto Marina, in questo momento io devo anche far accomodare la nostra band, quindi sì, la perché... Mille Voci Band ci devono lasciare un po' gli strumenti, perché... Ma non per noi. No, non per noi. Tu sai non suonare? Per noi. Qualcosina. Che suoni tu? Suono il pianoforte, la chitarra, te sono se serve. Ah, ecco.
Io il campanello. Campanello, ecco. Però sono un po' monotono, come dire. Ah, ecco. Ma c'è qualcuno... Ma che è questa caciara da questa parte? No. Ma Cesare, aspetta. ogni volta che porti da bere vieni tu... qui. Cesare, vieni qui. Questa puntata dobbiamo farvi vedere il nostro Cesare. Guarda che spettacolo. Il nostro Cesare, lui è il cameriere di questa edizione di Mille Voci, viene direttamente da San Paolo. Il quartiere di Roma, San Paolo. No. Gabriele, San Paolo in Brasile. Lui lui viene direttamente dal Brasile. Ma ti pare che dopo tutte queste puntate che sono state qui, dico, ma che non lo so che lui viene da San Paolo del Brasile, dove parlano l'inglese? Sì. Come si parla in Brasile? Portoghese. Ah, portoghese. E in Portogallo invece si parla brasiliano? Va bene. Così per grazie Cesare, no? Continua a rifocillare i nostri ospiti mentre noi offriamo la scena. Sì, prego. Daniele, vieni. I Romance. Ecco, i Romance. Ecco. Tu hai un microfono anche per lui? Eccolo. Oppure è pronto qui? Ecco, vai. Intanto vorrei fare i complimenti a questa signora qui, che ho avuto l'onore anche di cantarci un brano. O no? Mi sbaglio? No, Senza te. Noi io e te abbiamo cantato insieme quella. La stella più bella. Ma anche l'altra, no? No, l'altra non ero allora, io. allora, Io e te abbiamo cantato insieme La stella più bella. Che ha scritto che ha il nostro scritto carissimo amico Claudio Natili, Natili, che è l'inedito sempre. che è nel mio CD, quindi è un piacere ricordare Grande Claudio e autore, i suoi Claudio brani. Natili. L'autore di tutti i brani dei Romance. Anche il prossimo, anche il vostro. Il prossimo è anche mio, una parte. E anche tuo? Sì, il prossimo che tu che cosa hai dedichiamo... scritto, il testo o la musica? La musica. Tu hai scritto la musica e lui il testo? No, lui ha scritto la musica, Sì, poi altri hanno fatto il testo. Ma quanti siete? Siamo in tre, credo. C'è una grande collaborazione, un grande sì, c'è fermento all'interno di questo gruppo, quindi molti sono i vostri successi. Quello di questa puntata quale sarà? Quello di questa sera è un brano particolare, che è un po' fuori dal solito, perché noi, le nostre canzoni parlano tutte d'amore, sai, no? La mia donna, caro amore mio, il mattino dell'amore, voglia di mare, insomma è tutto amore. Adesso manca la materia prima. Stavolta è un amore per i ragazzi italiani che devono andare fuori a lavorare all'estero per cercare fortuna, per cui è un omaggio ai ragazzi italiani. Bene, allora... E il titolo della canzone? Ragazzi soli. Perché? Perché i ragazzi sono soli. Perché sono soli? Sono soli perché purtroppo sono andati via e prima che tornano, capito? E dopo, però vanno via da soli e poi non è detto che tornino da soli. E forse magari si sposano e portano qui, capito? Speriamo che tornino con un po' di lavoro ben solido. Certo, è più facile con i soldi, diciamo, trovare la compagnia giusta, vero? Bravo. Perfetto. Con ragazzi soli... I Romance! Lasciamoli soli! Ragazzi contro il vento, delusi e senza i sogni dell'età. Ragazzi soli e persi nel loro futuro. Ragazzi nei guai, ragazzi dal cuore grande che spalano fango e danno speranze a chi non ce la fa più. Ragazzi soli come le vele senza il vento in alto mare. Ragazzi messi al muro dall'indifferenza. Ragazzi uniti da Facebook, a volte impulsivi, col viso senza più sorrisi, con un profilo virtuale. Così va via la realtà. Ragazzi soli in cerca di un'anima,
stanno arrivando in fondo ad un vicolo. Dobbiamo fare come i vecchi hanno fatto per noi, guardarci dentro, cambiare strada in fretta e poi andare avanti a testa alta insieme a loro. Ragazzi laureati fuori dall'Italia, apprezzati. E come non capirli se sono indignati? Ragazzi parcheggiati nel buio da troppe promesse mancate, stretti nello stesso disagio a inseguire qua e là la fortuna. Ragazzi sempre in disparte, inascoltati ma decisi, che danno fuoco alle idee, così la notte va via, va via. Ragazzi soli in mezzo ad un vicolo, bisogna fare presto perché ora tocca a noi, se non vogliamo che ci venga poi detto così. Cari signori, la colpa ce l'avete voi, la colpa ce l'avete voi. Certo signori, la colpa ce l'avete voi. I Romance! Grazie a voi ragazzi soli. E voi vi accomodate da quella parte mentre l'orchestra naturalmente si riappropria delle proprie postazioni. Allora, a questo punto io vengo da questa parte perché devo presentare e voglio presentare con vero piacere un cantante di quelli importanti, soprattutto per chi va in giro di notte, o meglio andava in giro di notte, perché il night forse è un po' démodé e lui ha cantato molto nei night, ultimamente ha deciso di cantare per noi. Io lo invito, eccolo qui, Giorgio Comandè. Mi hai fatto troppi complimenti. Non ho anche iniziato io. Anzi, volevo farti i complimenti perché so che sei anche un bravo attore. Sì, insomma, te la cavi, dai. Lascia un po' a desiderare, bisogna sentire Daphne. Daphne, perché ti ha visto all'opera. Lei è la mia regista. Ah, e allora il livello è proprio, come dire... No, scherzo, no, sicuramente di alto livello. Ma di altissimo livello invece il tuo modo di cantare, perché ti ho già sentito, ti ho apprezzato. E canti anche indifferentemente in italiano, in inglese, stasera... Anche napoletano, per far piacere a Gianni. Ah, pure napoletano? Sì, anche. Quando pure capita. turco? No, Turco, per far piacere sempre a Gianni. Devo imparare il turco, devo imparare. Ah, ancora no? Ancora no. Va bene, canterai una canzone dal titolo... Fly Me to the Moon. No, dici meglio tu. Mi fido. Ecco a voi Giorgio Comandè. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Friend
me out with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all my worship and adore. In other words, please me true. In other words, I love you. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill me out with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all my worship and adore. In other words, please me true. In other words, in other words, I love you. Grazie. Bravo grazie. Giorgio, grazie. Grazie Il a te. nostro Giorgio Comandevero, noi facciamo teatro insieme, Ma lui sì, si è già voglio esibito vedere. durante altre trasmissioni, Mille Voci Romane, e questa sera con Fly Me to the Moon. Ma siamo arrivati Praticamente addirittura d'arrivo. alla Sì. fine di questa puntata Anche di questa Mille molto bella, Voci. devo dire. Una bellissima puntata ricca di grandi artisti, grandi sorprese. Facciamo noi un applauso a voi che ci avete accompagnato in questa puntata di Mille Voci e chiudiamo in bellezza? Sì, decisamente sì, e sia per quanto riguarda, diciamo, le donne che l'unico maschietto. Sono tutti belli, però anche molto bravi. Sono qui. E lei poi è stata la mia compagna l'anno scorso, la mia... Morena Rosini e i Milk and Coffee! Mi massacri Grazie, ogni volta. Grazie, lo sai, ma ormai ho preso gusto, lo come so. al solito, io li massacro. Ma io ho una certa età, non come te che sei sempre lo so. giovane. Sei Sì, gentile. sì. Dai, salutiamo tutti, salutiamo Gianni Turco che sta alla regia. Ciao Gianni, grazie a tutti quanti voi, ai fonici, a tutti quelli che ci hanno aiutato fin qui. Grazie a voi per averci Puoi presentato. presentare tu il resto, il Ma finale guarda, della io sto qua trasmissione, con te lo voi, lasciamo quindi tu, perché sei bravissima grazie. come l'anno scorso, naturalmente Siamo stati bene, ma anche quest'anno sei un'ottima compagnia. Grazie, Quindi va bene così. Grazie. Grazie a tutti voi. Cantiamo. Diteci cosa? Te che te si chiama. Te No. che te. Te che te. Te che te. Ed è uno Ne avesse sfogo qualcuno in più. che noi facciamo. Sì, il testo l'ho scritto io, quindi è tosto proprio. Ed è uno sfogo verso. Lo ascolterete. Le cose che non vanno, che ce ne sono. Ci sono parolacce? Se ascolti bene forse. Io Chi sto può lì a tutto dirlo? orecchi, Chi può dirlo? Chi può dirlo? Ah. Lo diciamo dopo aver Ecco, sentito la dopo, canzone. bravo. Comunque io non Grazie. sono d'accordo, però va bene. Il mondo è bello perché è vario. Esatto. Come Diciamo voi così, siete va. una varietà. Sì, noi siamo molto colorati, siamo tutti i colori del Decisamente. mondo. Allora, possiamo lasciare a loro tutto lo spazio per cantare Grazie. Te che te. I Milk and Coffee! Grazie. Non mi fido più di quelli che mi tendono la mano ma non c'è, di quelli che mi parlano di un Dio per poi fregarmi quello che era mio.
parlando di non ti parlano mai, di quelli che non dicono mai no e fingono con te complicità. I love my mother, I love my father, I love my sister, I love my brother, I love my mother, I love my father, I love my sister, but you the other. Comunque vada io sorriderò, e sempre solo oggi non lo so. Il cuore è andato in guerra ma io no, è sempre in viaggio ma lo rivedrò. Oh, oh, I love my mother, I love my father, I love my sister, I love my brother, I love my mother, I love my father, I love my sister, but you the other. Hago lo que digo y digo lo que siento y no confío en que nunca estás contento. Cierra su corazón al sentimiento, unge una caricia, arrepentimiento. Soldarte las batallas en mi vida, pero estoy siempre llena de energía. En esta asunta guerra que es sin tregua, la pongo a punto y te retiro. I love my mother, I love my father, I love my sister, I love my brother, I love my mother, I love my father, I love my sister, but you the other. I love my mother, I love my father, I love my sister, I love my brother, I love my mother, I love my father, I love my sister, but you the other. I love my mother, I love my father, I love my sister, I love my brother, I love my mother, I love my father, I love my sister, but you the other, but you the other. I Milk and Grazie. Coffee! Grazie. Rimanete con noi, anzi raggiungeteci tutti quanti per il finale di questa nuova puntata di Mille Voci, 15ª edizione, quindi unitevi a noi tutti coloro che si sono esibiti in questa puntata e salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, quindi grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Un bacio a Gianni Turco, un saluto e un grazie a tutti e vai con la sigla! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci sono qui per te. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Ciao, grazie! Alla prossima puntata, ciao!